Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simone Baldassin e oggi vi voglio parlare dei corsi di web design che tengo a Veneto Formazione. Perché ve ne voglio parlare? Perché molti di voi ultimamente mi contattano privatamente per chiedermi informazioni e quindi, nonostante voi ben sappiate che a me non è che piace tantissimo fare queste cose che sembrano delle marchette, ma in realtà non lo sono, è semplicemente il mio lavoro, quello che faccio tutti i giorni e né più né meno anche quello che mi permette di fare un sacco di tutorial e aiutarvi in tutte le vostre cose. Ergo, facciamo che vi iscrivete al canale, mi lasciate un bel like al video, poi potete chiedermi tutte le cose che volete anche nei commenti o privatamente, ok? Vi lancio la sigla e dopodiché iniziamo. Avete fatto? Grazie millissimo ragazzi. Allora, veniamo subito al dunque. Veneto Formazione è un istituto privato, una scuola privata che opera in Veneto ovviamente, ma dall'anno scorso stiamo operando anche in streaming. Tutto sommato, nella sfortuna del Covid, il Covid ci ha permesso di aprire un po' i nostri orizzonti. Eroghiamo corsi per tutte le salse, quindi tutto ciò che ha a che fare con il digital marketing, con il graphic design, con la grafica 3D, con il web design, lo sviluppo, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, noi abbiamo un corso per questo, dal web marketing al social media marketing, eccetera, eccetera. I corsi si svolgono così. Noi abbiamo una sede a Treviso, in viale Gian Giacomo Fellicent, di fronte al Cadoro, se avete presente, a Santa Maria del Rovere, dove abbiamo ben 4 aule a disposizione con dei Mac di ultima generazione. Abbiamo una seconda sede a Padova, al Net Center, Palazzo Tendenza, quindi praticamente 2 minuti da Padova Est, l'uscita dell'Ikea, per capirci, se siete pratici, ma a prescindere, anche se abitate in Polonia, potete comunque partecipare ai nostri corsi perché li eroghiamo anche in streaming. Allora, io non sono qui ovviamente per spiegarvi tutti i corsi che abbiamo, vi rimando al sito di Veneto Formazione, c'è una bella paginetta corsi dove potete andare a leggere qualsiasi cosa abbia a che fare col corso. Siamo un team di docenti che sono tutti professionisti del settore, quindi tutte persone che oltre a insegnare tutto il giorno fanno questo di mestiere. I corsi si svolgono la mattina dalle 9 alle 13 o la sera dalle 19 alle 23. Questo poi dipende un po' dal corso e dalle disponibilità che ci sono come aule. Anche a Padova abbiamo altre 3 aule con dei Mac da 27 di ultima generazione. Insomma, siamo piazzati bene, abbiamo una bella struttura e il nostro scopo è quello sempre di potervi offrire il prodotto migliore. Come vi dicevo, però, la mia intenzione è quella di spiegarvi un attimino il corso di web design, che forse è quello che vi interessa di più se seguite il mio canale. Allora, il corso web design è strutturato in 3 moduli. Un primo modulo che potremmo chiamare il modulo di web design, della durata di circa 20-22 lezioni, adesso non mi ricordo nello specifico, il complessivo comunque sono 42 lezioni. Il modulo di PHP MySQL che dura circa 7 lezioni e poi tutto il resto, quindi 22 più 7, dobbiamo arrivare a 42, abbiamo una sequenza di lezioni che è il modulo finale, che è il modulo di WordPress. Allora, innanzitutto mi piace precisare sempre che il fatto che noi lo chiamiamo corso di web design è effettivamente un po' limitante, perché è sicuramente un corso di web design inteso come imparo a fare i siti web, ma di per sé è un corso che abbiamo veramente pensato e pianificato per essere il più ampio possibile. Nel primo modulo, che è quello più lungo e forse anche quello un po' più creativo, andiamo ad affrontare tutta una serie di tematiche, partendo dall'utilizzo di software grafici come XD, Affinity Photo, e ovviamente utilizziamo poi PHP Storm per montare il codice, ma si parte proprio dalle basi, cioè dalla storia dell'HTML, del CSS, impariamo a costruire tutte le dinamiche, dal primo HTML ai moduli più recenti e più utilizzati, come che so, mi viene in mente Flexbox, e il corso è ovviamente costantemente in aggiornamento. Ma non è solamente un corso di codice, è un corso molto pratico, sì, dove si impara a fare grafica professionale e siti professionali, ma è anche un corso dove noi insegniamo a vivere da freelance. Perché? Perché ovviamente le opportunità di lavoro sono molte in questo settore e non tutti hanno piacere di finire in un'agenzia. Cerchiamo sempre di ragionare nell'ottica che una figura che esce dal nostro corso possa muoversi poi in autonomia nel mondo di lavoro e essere pronta. Quindi cos'è che facciamo? Andiamo ad insegnarvi come procurarvi i clienti, andiamo ad insegnarvi come fare un preventivo, le prezzistiche, le normative, tutte quelle cose che un professionista deve sapere e un bimbo minchia da web, un cugino, non può assolutamente sapere. Il secondo modulo è quello di programmazione, ma chiamarlo modulo di programmazione è un po' eccessivo. Diciamo che andiamo a vedere PHP MySQL a livello propedeutico, semplicemente per potervi poi permettere di customizzare WordPress, quindi tutte quelle basi della programmazione che permettono poi di avere un minimo di confidenza con quelle che sono le dinamiche interne di WordPress, di cui abbiamo parlato anche un sacco in tantissimi video. Il terzo modulo è quello definitivo, quello che abbiamo introdotto perché era quello che ci permetteva di portare più persone sul mercato già direttamente a vendersi, ovvero il modulo di WordPress, che è composto da 5-6 lezioni in cui vi insegnerò semplicemente a usare WordPress per com'è, per come è fatto, aggiornarlo, mantenerlo, capirne tutte le dinamiche
dinamiche, tutte le strutturazioni interne. Abbiamo scelto WordPress perché è quello che ci dà più fetta di mercato lavorativamente parlando oggi come oggi. Dopodiché creeremo il nostro primo tema, quindi tireremo su il cofano di WordPress e andremo a mettere tutti i puntini sulle i per capire come creare un template custom da poter utilizzare all'interno dei vostri temi, quindi svincolandovi completamente dai vari builder, dai vari temi a pagamento, dai vari temi precoti che ci sono in giro, che secondo noi è un plus, è un valore aggiunto molto importante e che fa assolutamente la differenza nel mondo del lavoro di oggi. Ovviamente è necessario impegnarsi, le lezioni si svolgono una volta alla settimana o 2 volte alla settimana per i corsi del mattino. Durante la settimana vengono dati dei compiti per casa da svolgere, quindi tutti dei progetti da portare avanti dall'inizio alla fine del corso. Ci sono almeno 3 progetti importanti che vengono svolti all'inizio del corso, dalla grafica alla costruzione del tema, per poter anche monitorare e gestire quella che è la vostra crescita e aiutarvi in tutti i modi. L'insegnante è a disposizione, non dico 24 ore al giorno, ma sempre e comunque per aiutarvi e seguirvi nelle problematiche, e vi dà anche un sacco di input per imparare a ragionare in autonomia. È un percorso ovviamente che poi può proseguire all'interno della nostra scuola. Chi volesse diventare veramente un dev a tutti gli effetti e quindi andare a lavorare poi non più dovendosi basare solo e esclusivamente su WordPress, ma potendo anche mettere le mani da altre parti, esiste poi un appendice, se possiamo così chiamarla, di 27 lezioni ulteriori, che è il corso Web Developer, dove andiamo veramente a lavorare di programmazione, quindi MySQL, PHP, JavaScript, andiamo ad approfondire tutti questi argomenti e impariamo tutte quelle cose in più del cofano di WordPress che magari non abbiamo messo sul piatto nel primo corso. Quindi, come vedete, il piatto è molto ricco, c'è un sacco da fare, è un corso divertentissimo, è un corso impegnativo, ma dove ci si può relazionare con altre persone. Sono tutte classi da 8 persone, al massimo 10 persone, in questo periodo 6 ovviamente perché il Covid non ci permette nemmeno di rientrare in aula, ma va da sé che entrerete in un team di lavoro e ne uscirete che sapete, se vi impegnate, se ci siete portati, se è il vostro mondo, uscirete che potrete fare questo mestiere. A questo punto, marchetta più, marchetta meno, non mi rimane molto altro da dirvi che andate a visitare il sito di Veneto Formazione, info@venetoformazione.it, mandateci una mail senza impegno, vi ricontatteremo, potrete venire a fare una consulenza, potete fare una consulenza in streaming da ovunque voi siate. I nostri corsi partono mensilmente, andate a vedere la gamma che offriamo e se trovate quello che fa per voi, ragazzi, fateci una riflessione, pensateci un attimo, magari è il momento adatto questo per cambiare vita e costruirsi la vita che vi piacerebbe fare. Anche per oggi è tutto, ragazzi, come sempre vi ringrazio moltissimo, noi ci vediamo alla prossima, see you next time.